Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Io durante la sigla mi stavo guardando con molto interesse una rivista di stile, di moda, di tendenze, moda per i capelli, per gli abiti e un po' di tante curiosità e cose simpatiche e interessanti, non gossip. Si tratta di Premiere e parliamo di questa rivista che è appena uscita e quindi di tutto quello che riguarda il nostro stile di porsi nei confronti del mondo esterno, che è molto importante, con le nostre esperte Trilab, ma parleremo anche, dedicheremo necessariamente come ogni volta un capitolo al mondo del lavoro e quindi della formazione, come diventare stylist, hair stylist, quindi esperti nei capelli però avendo anche una vision globale, come riqualificarsi professionalmente. Ci sono tantissime opportunità che vengono da un mondo che si sta espandendo sempre più, che è il mondo Trilab. Qui con noi Giorgia Frasson, responsabile comunicazione Trilab, che si occupa anche della rivista Premiere. Grazie di essere qui con noi. Ciao Elena, grazie a te. Michela Battistone, Trilab Formazione e non soltanto, perché si occuperà anche di stile, ci parlerà dell'uomo, delle nuove tendenze, sì, che gli uomini sono molto attenti anche ai dettami della moda nell'ambito dei capelli, dei tagli, chi ce li ha, lo so, con tutto il rispetto parlando di chi ce li ha, che l'osservazione viene fatta sempre anche quella. E quindi vedremo se per l'uomo va ancora il rasato totale, senza barba completamente, con un po' di barba, incolta o meno, insomma vedremo un po' di dare alcune dritte. Voi che avete fatto corsi di formazione e aggiornamento, andando anche all'estero soprattutto, oltreoceano, poi a Londra, eccetera, quindi sì, proprio siete all'avanguardia in quest'ambito, in questo settore. Allora, incominciamo subito, saremo anche supportati da belle immagini nella cosa, con Giorgia Frasson. Poi naturalmente interagisce anche, certo, liberamente, perché questa rivista è nata come un po' un esperimento, sì, un qualcosa di molto impegnativo, è diventata invece un impegno costante, sì, esce periodicamente, però anche molto interessante, perché a parte che è bella corposa, e questo non è male, perché sono cose 98, quasi 100 pagine. Sono un centinaio di pagine, esatto. Cosa andiamo a approfondire in questa edizione, in questa tornata, in questa stagione più che altro? Sì, appunto come dicevi Elena, ormai è un progetto che è in piedi da parecchi anni, quindi comunque insomma ogni stagione, in primavera, estate, autunno, inverno, proponiamo il nostro Premiere. E che cosa ci proponiamo? Ovviamente di comunicare. Io sono responsabile comunicazione e appunto l'obiettivo mio è quello di creare proprio un dialogo con i nostri clienti o con chi non è ancora cliente, che magari ha voglia di conoscerci in un modo differente, tanto che Premiere è presente all'interno dei nostri saloni o comunque lo distribuiamo anche esternamente, però soprattutto lo si può trovare all'interno per esempio del nostro sito, quindi navigando in www. Ecco, questa è la copertina di trilabparrucchieri.it si trova proprio il capitolo legato a Premiere, dove ci sono anche tutte le edizioni precedenti, quindi uno volendo insomma può anche navigare o attraverso il computer o anche attraverso lo smartphone, il tablet, perché comunque insomma è leggibile in qualsiasi modo. E questo perché? Perché vogliamo dare un servizio di comunicazione a 360 gradi, il nostro panorama, i nostri obiettivi sono insomma le donne, in questo caso almeno la rivista è rivolta comunque al pubblico femminile, anche se noi comunque trattiamo anche, come giustamente poi dicevi, l'uomo. E il nostro obiettivo è quello di comunicare con una donna che ormai fa tutto, sempre di più, no? Quindi magari un po' di anni fa deve, ma non ci inoltriamo in questi argomenti, deve fare tutto ed è interessata a tutto, dalla moda ovviamente, che è il nostro primo insomma elemento, quindi comunque ciò di cui parliamo, perché uno si aspetta questo, alle nostre blogger che sono delle specialiste che ci aiutano a parlare di trucco, con appunto una specifica rubrica apposita appunto che è Make Up Puff, oppure invece parlare di stile, no? Perché al di là della moda quello che è importante anche capire è come ci si può abbigliare in questo caso, quindi come i consigli, no, che si possono avere per avere uno stile vincente e in linea anche con la propria immagine, con infatti, la perché propria la cosa forma. è fondamentale, non tanto dire cioè, tanti dicono non ho soldi per comprarmi quell'abito, quel dress code particolare, eccetera. Non c'entra, è importante avere un proprio stile. Assolutamente. E basta un pezzo solo per rinnovarlo, qualcosa, anche il taglio diverso per dare un look diverso, più aggressivo, meno aggressivo, eccetera.
Un esempio eclatante l'abbiamo qui alla destra, che nell'edizione precedente si era presentata con un taglietto quasi rasata. Esatto, aggressivo, adesso invece è molto dolce con delle extension, si possono dire, perché questo è un effetto straordinario che molte magari possono anche rivalutare, ripensare, e ti cambia completamente come modo di porti e di vestire. E di stile naturalmente, perché bisogna poi accompagnare anche uno stile adeguato. Certo. Quindi questo è l'incarnato. Io per esempio l'extension la nomino come se fosse un accessorio, no? Sì. Quindi anche la possibilità di giocare con i propri capelli. Oggi vado a dormire che li ho praticamente corti, domani mattina mi sveglio che ho una lunga e folta croma con la quale posso intrecciare, acconciare, lisciare, arricciare, ondulare, e quindi avere la possibilità di cambiare il mio stile completamente. Infatti la testa rasata con la cresta dà un certo messaggio, mentre il capello lungo ne dà uno completamente diverso. Bravissima, dare messaggi. Noi con il nostro stile, voi qua lo insegnate, diamo dei messaggi ben precisi ai nostri interlocutori e non ce ne rendiamo conto, a parte anche a noi stessi, perché secondo come ci accingiamo e siamo anche diversi, ci poniamo diversamente. Beh, no? intanto parlando di messaggi, alludo al primo messaggio che Trillab vuole dare e che è legato anche alla nostra collezione. Se guardi l'immagine di copertina proprio di Premiere, fa parte di una immagine delle nostre collezioni dell'autunno-inverno, e da che cosa è caratterizzati? Tutti i nostri servizi fotografici sono fatti in esterna, sono fatti all'interno di un ambiente vivo, un ambiente in cui la donna sta facendo qualcosa. È molto difficile che guardi in camera o comunque che sia fissa e ferma, no? Ma è sempre in movimento, è in una situazione naturale, e questa è la donna che noi vediamo, no? Quindi comunque una donna in attività. E questo lo si può vedere proprio dall'impronta proprio che diamo alle nostre fotografie, proprio da un punto di vista di studio proprio dell'immagine. Poi invece i messaggi sono 300.000 e riguardano anche quello che la moda, no? Comunque porta. Abbiamo introdotto uno degli articoli proprio di Premiere, quello sulla moda, dicendo che la moda va e viene proprio come l'amore, no? Cioè è come un'onda che va e viene, perché di fatto la moda ripropone continuamente nei vari tempi dei messaggi che magari aveva dato in precedenza, ma magari li va un po' ad interpretare, no? Assolutamente. E quindi comunque c'è sempre questo riprendere dal passato. Se parliamo di messaggio, visto che comunque noi insomma parliamo di capelli, quindi insomma immagino che ci sarà l'interesse anche di sapere, comprendere che cosa va di moda, no? Perché io non sono una parrucchiera, però insomma è da tanti anni che sono all'interno del settore, e tutte le mie amiche o tutte le persone che mi conoscono, la prima cosa che mi chiedono è: ma senti, ma cosa va di moda? Ma i capelli, come si può? Ma secondo te cosa potrei portare? Io ho delle competenze, ovviamente non come Michela che effettivamente sta nel campo e quindi taglia i capelli, però insomma le domande sono quelle. Quindi cosa va di moda? Allora, attenzione, e dividiamo anche per età, perché ci è stato chiesto anche questo espressamente. Allora, espressamente posso dire che Trillab non vuole età. Quindi signore di 67-70 anni l'importante non devono pensare alla loro età. No, perché se andiamo a fare questo catalogare, no, attraverso età, diamo anche in qualche modo, no, vuol dire che certe cose si precludono. Troppo. Sì, esatto, quindi prima di tutto ci si deve sentire di portare un certo tipo di immagine. Dopodiché se si hanno 60 anni o se ne hanno 30 è la stessa cosa di fatto, l'importante è che ti senti, no? Certo. Allora, comunque se andiamo a parlare Vogliamo pure intanto le pagine che dalla regia gentilmente hanno cominciato a mettere in onda, certo, che sono anche carine, così intrattengono intanto il nostro pubblico. Assolutamente. Allora, se andiamo a vedere quello che sono i capelli, quest'anno va di moda un look naturale. Quindi sia per la persona un po' più grande sia per la ragazzina è importante tenere i capelli molto naturali, molto morbidi. Naturali? Vuol dire che sono curati, nel senso che comunque sono trattati con il phon, la spazzola, piuttosto che gli strumenti a caldo, ma che hanno delle onde naturali, sì, naturali, cioè l'effetto è naturale, no? Tipo l'effetto che si dovrebbe avere quando si asciugano naturalmente e si ha quel leggero moss
diverso, no? Oppure guardiamo anche la treccia che magari ha Michela in questo momento, è una treccia ad hoc, cioè una treccia di moda, perché è una treccia naturale, un po' scompigliata, non è ben definita, le ciocche sono un po' escono fuori proprio perché... Quindi nulla è lasciata al caso. Ecco. Sì, non è che stamattina si è svegliata con la treccia, se l'è fatta all'ultimo. No, la signora osserva e dice, ma è un parrucchiere, caspita, la treccia che non è fatta bene. pettinata malino. Esatto, invece no, sono proprio fili di capelli tirati fuori dalla... Quindi vediamo una bella frangia pulita, comunque liscia, però poi il tocco comunque di naturalezza che è dato, adesso prendo l'esempio proprio di Michela, dalla treccia, che non è bella pulita e definita, ma sembra naturale, ma di fatto lei prima di fare questa treccia ha applicato un prodotto a base di sali, sono i prodotti effetto spiaggia, effetto beach, che quindi rendono il capello un po' più crespo, un po' più sporco se vogliamo, e che servono proprio per, conferma Michela, sì. questa mattina ero con te, ti ho visto, no scherzo, ma è così, sappiamo, no? Così si costruiscono questi look, quindi vado a asciugare i miei capelli naturalmente, poi ci applico questi prodotti che danno questo effetto quasi appunto un po' sporco, un po' vissuto del capello, un po' crespo anche se vogliamo, e mi permettono di costruire la mia acconciatura, intrecciarlo, però avendo questo effetto proprio molto sbarazzino. Questo per la treccia, esatto. Scusami Arena, così come anche per uno chignon o una coda o anche per un capello liscio che magari con una cera si va un pochino ad animare, no? A rendere comunque un po' più spettinato. Ecco, esatto. infatti a questo punto le lunghezze, perché qui vedo nelle prime pagine, stiamo vedendo appunto, sfogliando altre pagine dove ci sono anche stili di moda, tanto lungo per le sfilate, ma forse sono più le indossatrici che portano il lungo. Allora, e le giovani vedo che portano comunque il lungo. Anche se si stanno accorciando. Esatto, anche se qui poi vedo proposte di corto. Comunque se proprio, eccolo qua, questa è la foto se osserviamo le sfilate di per sé e andiamo a vedere proprio tutte le sfilate di tutte le stagioni, notiamo che comunque un trend molto importante è che le modelle stanno accorciando i capelli, cosa che veramente livello, non con è questo mai ciuffo successo. Importante. Queste sono modelle di un servizio fotografico fatto apposta per i capelli, no? Quindi ovvio che poi andiamo anche a proporre quello che è la moda del momento, ma se andiamo proprio a vedere le modelle che fanno sfilate, una volta avevano i capelli lisci, pari, comunque lunghi e curati, adesso stanno cominciando ad accorciarle anche loro ed è un segnale veramente importante, mai successo comunque raramente nella storia comunque della moda. E per quanto invece riguarda poi la moda, no? Il prêt-à-porter, quello che comunque si usa, in realtà l'anno precedente andava tantissimo il bob, quindi comunque il caschetto sotto l'orecchio, comunque anche non pulito lo stesso, sempre un po' con delle ciocche comunque un po' irregolari, ma di fatto corto. Adesso va di moda il lob, che è il long bob, che traduco fondamentalmente il caschetto lungo. È cresciuto, chi se l'è accorciato si pensa. Assolutamente, perché di fatto la moda poi è presa anche dallo star system, dai personaggi dello spettacolo che appunto avevano un certo tipo di taglio e poi dopo l'hanno allungato. Quindi anche nella nostra collezione abbiamo proposto comunque due linee, una un po' più corta che è quella appunto della copertina, e poi appunto un caschetto che è quello che hai aperto adesso, non so se lo vedono a casa. Sì, infatti adesso l'hanno inquadrato prima che c'era il caschetto. Esatto, questo lob, quindi questo caschetto che fondamentalmente arriva alle spalle, poco sopra. Poco sopra le spalle, poco sopra quindi le non spalle. proprio lungo lungo. No, esatto, e poco sopra le spalle e che accompagnato in particolare da una frangia. Questo è Eccolo qua, lo vediamo. Esatto, questa è un po' la misura, diciamo, che detterebbe la tendenza, poi dopodiché sappiamo che poi tra l'altro è anche praticissimo da portare. Assolutamente, perché poi questa stessa linea l'abbiamo proposta sia in versione più mossa, sbarazzina come vedi, o magari un po' più liscia, però sempre accompagnata dalla frangia. Frangia non ci si salva. Sì, frangia, ciuffi. La frangia è utilizzata prioritariamente come accessorio. Quindi accessorio. Sì, l'accessorio che serve proprio per abbellire anche il taglio, no? Quindi la frangia utilizzata a metà fronte, mai piena con un taglio netto, sempre sfilato, in modo da dare quel tocco di particolarità alla linea di taglio e anche al viso.
E in ogni caso comunque ci deve essere proprio, come quando noi indossiamo un vestito e per abbellirlo cominciamo a metterci l'accessorio, l'orecchino, la collana, e quindi quello stesso abito prende una forma, una fantasia diversa. Idem è con la frangia, l'accessorio. Ma la frangia non marca molto i lineamenti, non dà Sì, un sicuramente accento. Poi intensifica ancora anche, chi porta gli occhiali, che magari adesso intensifica poi anche vanno queste molto, benedette montature belle, molto grosse, grosse, sì, per sì, cui sì, dopo sì. cioè, è difficile, non è semplicissima la frangia. Ripeto, però il fatto che non viene tagliata netta è sempre corposa, sì, perché comunque si prende una bella parte di capelli, poi dipende anche molto dalla texture che la cliente ha, quindi capello fino, stesso, sì, medio, sì. grosso, fa molto la differenza. In ogni caso, non avendola tagliata netta, la si può anche portare in diverse modalità, quindi già più spostata oppure anche lisciata dritta, ma non è mai pesante. Intensifica molto gli occhi, lo sguardo, poi appunto la particolarità dell'occhiale, che in questo momento è proprio un accessorio che Sì, non manca, esatto. dà alla cliente proprio un mood molto molto particolare. Questo è importante. Tra l'altro posso aggiungere una Sì, sì, cosa, assolutamente, visto che parlavi, no, eccolo qua di nuovo la frangia. di ciò che può andare di moda per un pubblico un pochino più maturo o meno, no? Allora, per esempio, la frangia in tendenza ammorbidisce comunque i lineamenti, no? Perché, per esempio, se una persona ha un viso piuttosto paffuto, fare la frangia va ad aumentare, no, questo essere paffuto. Quando magari si va un po' più in là con l'età, invece, si tende un po' a essere più smagriti, comunque insomma i lineamenti sono un po' più tesi, quindi per esempio accorciare una frangia, fare un ciuffo un po' più corto, magari portato di lato, non necessariamente portato avanti, aiuta ad ammorbidire lo sguardo e sembrare più giovani. Eccola, Per esempio, questo questo è più un trucco, no? Che al di là del fatto che sia per la donna più matura o meno, ma proprio è un dato di fatto. Una stratagemma che si può utilizzare, esatto, magari, quindi non va a proprio accentuare quindi le rughe eventualmente. Assolutamente, più che la ruga proprio tendenzialmente andando avanti con l'età il viso tende ad allungarsi, quindi ovviamente la frangia permette proprio per degli effetti ottici di renderlo un pochino più paffuto, un pochino più morbido e di conseguenza insomma di dare qualche anno in meno. Che non, quindi suggerimento per le signore. Allora, esatto. qui però vediamo praticamente oltrepassa i confini dei giudizi e delle apparenze, e qui abbiamo un'altra figura che magari con una ragazza anzi giovane, bionda, con la riga in mezzo e capelli che al termine hanno questo colore rosa, rosa fucsia, dopo vediamo dalla regia quando ce le inquadra. Beh, intanto partiamo dal titolo che abbiamo dato alla nostra collezione, Oltre i confini. Esatto. Oltre i confini, cioè l'idea proprio di una donna che è un po' stanca di dover stare alle apparenze e che se ha voglia di portare un qualcosa di particolare è libera di farlo senza dover essere in qualche modo giudicata. Questo è il messaggio, no? Che ovviamente in tutte le collezioni vogliamo portare. Insomma. Quello di osare, poi tra l'altro in realtà un osare relativo perché poi di fatto le ciocche colorate sono diventate di moda e quindi di fatto se guardiamo per esempio i personaggi dello spettacolo, attori, cantanti, comunque è facile trovarle con delle ciocche colorate sulle lunghezze, insomma anche personaggi che non ci saremmo mai aspettati. E al di là della Rihanna, della situazione che ormai li avrà portati anni fa, perché era un prodotto comunque di avanguardia all'epoca, invece adesso è arrivato ad essere di moda. E si usano quest'anno, già era iniziato comunque in primavera, ciocche colorate, che siano colorate con delle extension, quindi in realtà applichi l'extension. Stavo per chiederlo, sono le extension colorate? Non necessariamente, cioè puoi beh. decidere se vuoi un effetto che comunque insomma toglie e metti, fondamentalmente utilizzi l'extension, se no si può fare anche col colore, oppure ci sono degli spray colorati di fatto che poi vanno via con i lavaggi, quindi poi ognuno sceglie a seconda, no, dell'obiettivo che comunque ha, perché l'extension può avere l'obiettivo di dare il colore ma anche magari di allungare, quindi certo. magari si può giocare, e in questo caso appunto il look che abbiamo proposto in questa ragazza, in questa modella, è una bionda con un capello molto naturale, se guardi sembra che non sia andata dal parrucchiere ma in realtà ci è andata
come e appunto poi con questi allungamenti, con queste ciocche colorate molto, molto libere. Se vedi c'è anche un grande contrasto tra l'abbigliamento, sembra appunto un abbigliamento da lavoro, quindi Molto comunque una classico, gonna infatti. molto classica con la valigetta da lavoro, però con look e capelli, insomma, che Quindi sdrammatizzare, assolutamente, sdrammatizzare i e contrasti. osare anche col colore e con i contrasti. Questo è il messaggio che possiamo dare. Dopo torniamo insieme, pochi secondi, riflettete durante la pubblicità, ma io vi aspetto.